abbiamo rinunciato all'addizionale IRPEF, che è un'entrata di parecchie centinaia di milioni di euro, che era importante, ma questo è stato da una parte anche un modo per cercare di spendere meglio i soldi, evitare quindi è facile aumentare le tasse per poi fare spesa pubblica anche in termini di servizi, anche positiva, è più difficile farlo con questo vincolo di bilancio. Ora credo che dobbiamo riportare l'attenzione su alcuni temi che forse sono stati un po' lasciati in disparte. È stato unificato l'assessorato a sanità e sociale, e secondo me non è stata una scelta molto lungimirante. Il sociale ha bisogno di una maggiore presenza, e anche in termini non solo di risorse, ma in termini anche di innovazione, di strumenti, di modelli. Io sono stato assessore nel passato, eravamo una regione all'avanguardia, ora dobbiamo recuperare un po' il passo, perché i problemi sono diversi, sono acuiti rispetto al passato. Pensiamo all'invecchiamento della popolazione, la domanda di non autosufficienza, le persone anziane a casa, la scarsa natalità e quindi uno squilibrio strutturale della popolazione con tanti anziani a carico di pochi giovani. Occorre quindi rivedere tutto il modello, riaggiornarlo per stare al passo coi tempi, in modo tale che tutti abbiano le opportunità di una vita dignitosa.